Senza rotelle. Noi onestamente come Veneto, anche ovviamente forti di tutto quello che ci hanno detto i nostri RSPP, i responsabili per la prevenzione, la salute e sicurezza, i banchi che si chiamano sedute didattiche innovative, li abbiamo sconsigliati. Dico la verità. Ecco cosa farà il Veneto. Sostituirà i banchi biposto con altrettanti monoposto e monoposto di grandi dimensioni con banchi di dimensioni più piccole, ma le sedute di didattica innovativa non ci saranno. Se noi siamo qui a misurare al centimetro il metro e poi mettiamo le rotelle, lei capisce che con le rotelle ci si sposta. La notizia, come la conferma che ad oggi gli studenti dai 6 anni in su dovranno portare la mascherina in classe secondo le ultime direttive, è stata anticipata dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale proprio su Antena 3 durante una lunga intervista, avvenuta praticamente in contemporanea con la firma del ministro Azzolina dell'ordinanza che dà il via libera all'assunzione di 50.000 unità, dunque l'incremento dell'organico, e stanzia risorse per gli enti locali per l'affitto di spazi aggiuntivi. Ci siamo impegnati per recuperare risorse e abbiamo fatto proprio un monitoraggio con le scuole specifico. Sostanzialmente abbiamo bisogno di implementare quello che è l'organico del personale ATA di circa 2.800 unità. E abbiamo già ovviamente avanzato questa nostra necessità al Ministero. Di noi conto che faremo almeno 15-16 mila supplenze, quindi un numero Sono enorme. tantissime. Sì, se lei pensa che il nostro organico complessivamente docente è di circa 61.000 unità, quindi abbiamo il 22,5% delle cattedre che sono cattedre vuote in questo momento. Sono circa il 30%, secondo la dottoressa Palumbo, le strutture scolastiche in Veneto che potrebbero aver bisogno di un implemento degli spazi oppure di uno sdoppiamento delle classi. In ogni plesso, inoltre, deve essere identificato uno spazio in caso di positività da Covid di uno studente. Noi abbiamo già invitato le scuole, no, a individuare uno spazio, anche piccolo, non è necessario di grande spazio, dove poter immediatamente, diciamo così, ricoverare la persona che presenta dei sintomi, chiamiamoli così, sospetti. Potenziato anche l'organico del personale docente, del personale ATA, ma soprattutto dei bidelli, per intensificare le attività di polizia e introdurre una nuova vigilanza negli spazi condivisi tra i ragazzi.